Sul lavoro ci metto una firma, è il titolo della nostra campagna referendaria. Chiediamo ai lavoratori che firmino per il lavoro. Cambia passo la battaglia politica della CGIL in difesa del lavoro stabile, tutelato, sicuro e dignitoso. Dalle iniziative politico-sindacali a una campagna referendaria che scatterà in tutta Italia nella ricorrenza del 25 aprile. Il lavoro in questi anni in Italia è stato svilito, è stato frammentato, non si è più data l'importanza vera e necessaria al lavoro. I lavoratori si sono impoveriti, e il lavoro è precario, è frammentato, è povero. Ci sono dei lavoratori che lavorano ma non gli basta per vivere. 4 i quesiti referendari per dare a lavoratrici e lavoratori il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, per innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per lavoratrici e lavoratori occupati nelle imprese con meno di 15 dipendenti, per cancellare la liberalizzazione dei contratti a termine e limitare l'utilizzo a causali specifiche e temporanee. Il lavoro precario a Belluno raggiunge il 60% e per cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell'appalto e nel subappalto in caso di infortunio e malattia professionale. L'obiettivo è superare il 1.300.000 firme raggiunto per il sostegno alla Carta dei diritti. Il via ufficiale alla raccolta domani a Grondi Sospirolo in occasione della Festa della Liberazione. Abbiamo scelto questa data per la partenza della campagna referendaria, ricordando che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, che la Carta Costituzionale viene dalla lotta e dalla resistenza e dalla liberazione dal nazifascismo, quindi quale giornata migliore per cominciare a raccogliere le firme. E lo faremo insieme all'ANPI, insieme a Libera, insieme a Emergency, insieme agli studenti in rete, insieme a Pace e Disarmo, parlando di pace e parlando anche di lavoro.